il paesaggio che abbiamo davanti, la baia di Ognina, e c'è un'attività a Catania che in realtà è un'istituzione, che è la Perla di Ognina 40. Ogni anno durante le festività pasquali i prodotti di 40 sono immancabili nelle tavole dei catanesi e non solo, però quest'anno, Lucia, io voglio sorprendere tutti. Che cosa mi proponi? Allora, sicuramente per questa Pasqua non possono mancare le nostre colombe, da quella tradizionale a quella un po' più particolare. Adesso quando saremo in laboratorio ti mostro qualche chicca. E sicuramente le uova di Pasqua, artigianali, al latte, fondenti, con pralinature particolari. Ora ti faccio vedere un paio di cose. Aspetta un attimo, però poi alla fine la perifish? Dopo mangiamo anche. Ah, vabbè, se no o mi prometti la perifish o niente. Venite con noi. Giuseppe e Camilla, qui è in atto una sfida tra il prodotto pasquale preferito, la colomba o l'uovo. Allora, intanto partiamo con Camilla. Che cosa ci proponi per questa Pasqua 2024? Allora, per quest'anno abbiamo qui uovo completamente ricoperto in ghiaccia, quindi sono delle tecniche diverse, e qui invece abbiamo pasta di zucchero più la tecnica di wafer paper. La wafer paper non è altro questo foglio che viene tagliato a petali, poi messo in cottura e poi viene montato petalo per petalo fino a realizzare, diciamo, il fiore che vedrete qui. Quindi si possono realizzare con tutti i tipi di cioccolata, latte, fondente, pistacchio? Sì, si parte intanto dalla materia prima, quindi dal cioccolato, dall'uovo. Si può fare appunto latte, fondente, e si può personalizzare come si vuole. E invece da questa parte c'è il rappresentante dell'altro prodotto pasquale per eccellenza, che è la colomba. Signor Giuseppe, quest'anno la pasticceria 40 che colombe propone? La clementina, che è un impasto alle mandorle con una crema a mandarino. Sono quella a pistacchio, la classica, la fior di stelle, noce e cioccolato, che sono tutte nostre creazioni. Insomma, vi piace sperimentare, ma qual è il segreto? Il segreto è una lunga lievitazione e questo dà garanzia di morbidezza e di qualità. E alla fine il risultato è questa buonissima colomba. Adesso è arrivato il momento di porre fine a questo antagonismo storico, no? Tra colomba e uovo di Pasqua. E sarò io a decretare il vincitore. Procediamo all'assaggio. Uovo o colomba? Chi vincerà? Sciogli in bocca. Ma sapete che c'è? Ma per quale motivo una si deve limitare? O uovo o colomba? Ma prendiamole entrambi! Andiamo, prendiamo le uova e le colombe. Ragazzi, gli acquisti stancano, è arrivato il momento di ritemprare le energie, e dove se non all'interno della sala esclusiva di 40 con il Fish Party. Andiamo. Salve. Mi scusi un attimo, Prego, ma lei è il signor Fabio 40? in persona. Non ci credo, ma che emozione! Tra l'altro so che a settembre 40 fa 40. Sì, Bel traguardo, del traguardo. Rimanete connessi, va bene. Grazie di essere venuta a trovarci. Grazie a te, Fabio. Grazie per Grazie a te. Grazie. Paolo, credi? Grazie a te. Grazie. Vado, io. Vai. Ciao. Ciao, grazie. Benissimo.